4 gennaio 2008, il piccolo aereo sul quale viaggiava la famiglia Durante scompare nelle acque del Venezuela. Il volo era diretto a Los Roques. Di Bruna, del marito Paolo e delle 2 figliolette Emma e Sofia non si sa più nulla, fino a quando nel 2013 il velivolo viene individuato ad una profondità di 973 metri. Quel giorno, per la famiglia di Bruna, residente annuale Paolo di Ponzano, si accende la speranza di poter recuperare i corpi e poter piangere su una tomba. Anni di battaglie, anni di speranze, ma anche di dolore e di lacrime. Se n'è andata improvvisamente così, con quell'unico desiderio, Paolo Fontana Inguernieri, morta improvvisamente senza aver potuto esaudire il suo più grande desiderio, il dolore del marito Bruno. Che possa incontrare mia figlia e le nostre adorate bambine. Paolo insieme al marito hanno combattuto, ma i corpi dei loro cari sono lì, in fondo al mare. E il desiderio di portarli a casa a fare una tomba. Quindi, l'aereo è intero, ma è intero l'aereo. Si presume che anche i corpi siano ancora intatti, perché a quelle profondità la temperatura si aggira sui 60 gradi, sotto zero. E l'aereo è intatto, capisci? E quindi l'hanno ormai. La voce incrinata da un dolore troppo grande, dalla fatica di una battaglia mai vinta, quella di riportare a casa la figlia, il genero e le sue nipoti, e quelle parole che hanno il sapore di una rassegnazione. Diciamo che il tempo, secondo me il tempo e la morte sono le cose più oneste. E il tempo ti fa passare, ti fa non dimenticare, ma così. Rimangono le foto, i ricordi insieme agli altri figli, quella forza che li ha aiutati ad andare avanti, ma rimane ancora, nonostante tutto, quell'unico desiderio, poter piangere sulla tomba anche della figlia.